Napoli, capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi andiamo alla scoperta, anzi all'assaggio delle pizze nel Rutillo. Una pizza diversa, ma pur sempre pizza, con una dedica speciale a Bud Spencer. Voglio, venite a pensare a me. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Simona Fiengo, ho 33 anni e da piccola sognavo di fare la cuoca. Sono Nicolò Suto, ho 29 anni e fin da bambino ho sempre avuto 2 grandi passioni, l'archeologia e la cucina. Sono Carlo Gaiano, ho 39 anni e sono un food blogger. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Gianluca di Antica Pizzeria Chiaia. Sono Luca Piscopo della pizzeria Nove Pizza. Sono Marcello Fontana della pizzeria Tavolo Riservato, Fuorigrotta, Napoli. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Oggi siamo a Piazza Medeo, quartiere Chiaia. Qui ho appuntamento con Simona. Là, lei. Oggi siamo a Chiaia, uno dei quartieri più eleganti e raffinati di Napoli. Tra boutique di lusso, palazzi storici e viste mozzafiato sul golfo, Chiaia racconta l'anima sofisticata della città. Ci troviamo a Piazza Amedeo, uno degli spazi più vivaci e punto d'incontro del quartiere. Sono Simona Fiengo, ho 33 anni e da piccola sognavo di fare la cuoca. Perché? Perché mio padre ha sempre lavorato nella ristorazione. Crescendo le mie passioni sono un po' cambiate. Volevo lavorare nel cinema, fare la regista e trasferirmi a Roma. Da grande ho iniziato a lavorare in un'agenzia di comunicazione, ma dopo il Covid sono tornata a Napoli, ho aperto la mia pagina Ti ci devo portare e adesso racconto Napoli, le sue bellezze e il suo buon cibo. Simona, Ciao Enrico! come stai? Tutto bene tu? Bene, non ancora al top, ho fame. Dove andiamo a mangiare? Andiamo ad Antica Pizzeria Chiaia. Sono Gianluca di Antica Pizzeria Chiaia. Qui ci siamo fermati agli anni 50, quando le pizzerie profumavano ancora di tradizione e famiglia. Perché venire a mangiare la pizza da noi? Perché da noi la pizza è tradizione. Questi la fanno la pizza nel Rutillo. Enrico, non è che fanno una pizza nel Rutello, fanno la pizza nel Rutello. E qual è il loro cavallo di battaglia? Quella è la puttanesca. Ma sei sicuro che è buono? Enrico, tu mangiare sta pizza? Sì, E vieni a presto a me. ma che pizza è? La tecnica della pizza nel rutiello risale a tempi in cui i forni non erano sempre disponibili nelle case delle famiglie napoletane. Questa tecnica valorizza la semplicità degli ingredienti e regala un sapore unico e intenso. Oggi è un simbolo di tradizione e creatività tutta partenopea. Simo, ciao! Guarda oggi che ti ho portato il maestro Enrico Porzio. Piacere di conoscerti. Piacere mio.
Allora Henry, tu mi hai chiesto la pizza nel rutillo e io ti ho portato qui l'antica pizzeria Chiaia perché per me sono i migliori. Vabbè, ormai sembra la stessa storia, sono i più forti, sono i numeri uno, sono i più bravi. Allora, fai una cosa, prendi posto che fra poco iniziamo a mangiare, io faccio 2 chiacchiere con Simona. Va bene, vi aspetto di là. Vai. Allora Simona, innanzitutto un locale diverso, dall'arredamento all'abbigliamento. Ci dici di cosa si tratta? Enrico, noi replichiamo una vera e propria casa napoletana. Una casa napoletana con una pizzaiola femmina. Buona pizzaiolo, io sono la team leader di Antica Pizzeria Chiaia, sostanzialmente la padrona di casa. E sarebbe? Io ti accompagno dall'arrivo, durante il pasto e dopo prendiamo anche il caffè insieme. Wow, proprio come a casa di mia nonna. Assolutamente sì. Ma veniamo a sodo. Oh, pizzaiola, rosta. Vieni che ti accompagno da Gianluca. Andiamo. Allora Gianluca, qui parliamo di pizza nel rutillo. Sono proprio curioso di sapere con quale impasto me la farai. Con un impasto di pizza napoletana classica, un 24 ore, un impasto diretto. Che farine utilizzi? Una tipo 0 con germe di grano all'interno. L'idratazione? È un 70%, Henry. Senti Gianluca, ma la cottura? Henry, lenta, docile e mai aggressivo. Tu mi farai mangiare la puttanesca? È una specialità mia, non ti preoccupare. E ho capito, è il tuo cavallo di battaglia, però io ci mettere in difficoltà. Una pizza dedicata a Bud Spencer, me la fai? È certo che te la faccio. E allora io mi accomodo e tu la pizza mi di coccole. Va bene. Bud Spencer, e mo che ci faccio? Allora, fammi pensare. Trinità, Piedone, ce l'ho. Simona, Eccoti. finalmente. Allora, ho conosciuto il pizzaiolo, la padrona di casa mi ha fatto fare pure il tour del locale, molto, ma molto familiare. Sembra veramente di stare a casa di una nonna. Ma a proposito, ma da quanto tempo vieni a mangiare qua? Ma più o meno da quando è aperto? Wow, e quanti puttaneschi hai mangiato? Vabbè, mica scelgo sempre la puttanesca. Ho mangiato la margherita, la cosacca. Ma sai se c'è Friarelli? Ed erano tutte buone? Tutte buonissime, Henry. Voglio proprio vorrei. E mo vediamo. Eccola, sta arrivando Simona con la pizza. Bene, bene. Eccoci ragazzi. Questo è il nostro rutello puttanesca con pomodoro San Marzano, pomodorino del Piennolo, olive nere, acciughe, aglio e una spolverata di origano. Buon appetito! Grazie. Bella Guarda faccia, eh? Simone, sta pizza mi incuriosisce, quindi Vai, il primo pezzo lo do a te, grazie. il secondo lo prendo io e adesso Assaggiamo? con le mani, mi raccomando. Ovvio. Ok. Non ci volevano? Allora, questa è una pizza non facile perché è tendenzialmente lanciata verso il gusto salato, no? Le olive, le acciughe, i capperi. Invece, devo dire la verità, Gianluca è stato bravo, ha bilanciato bene l'aspro con la dolcezza dei pomodori, perché pure qua i pomodori in doppia consistenza, San Marzano e Piennolo, giocano un ruolo importantissimo. L'avevo detto che non deludeva. E poi vedi, la maggior parte o molti di quelli che fanno la pizza nel rotino usano sotto la sugna, che magari può essere anche un ingrediente che aiuta a colorare la parte bassa della pizza, ma in questo caso lui usando l'olio
ha dato anche un po' di croccantezza in più. Bravo Gianluca. Tutti che parlano della puttanesca, tanti che cercano di replicarla, ma pochi conoscono la storia della puttanesca. Nel Settecento, nei quartieri spagnoli, c'erano tanti bassi dove c'era il sesso a pagamento ed è qui che dopo le prestazioni i clienti venivano sfamati con questo magnifico piatto. Ma questa è la leggenda, la realtà è un'altra. Agli inizi del Novecento, in un famoso hotel di Ischia, gli artisti andavano in questo posto per le loro magnifiche serate e alla fine di una di queste chiesero allo chef di creare un piatto perché erano affamati. Ma lo chef, ovviamente, a quell'ora, tarda notte, aveva poco e niente. E allora loro, facci una puttanata! Ebbene sì, da quel momento nacque con questi pochissimi ingredienti un piatto unico che poi fu chiamato, per addolcire il termine, puttanesca. Grazie Enrico, non lo sapevo. Comunque veramente perfetta questa pizza. Te l'avevo detto che era bravo. Sì, ma è il suo cavallo di battaglia. Io voglio proprio vedere come fa la pizza dedicata a Bud Spencer. Vabbè, le mette in difficoltà, Vediamo. Bud Spencer, nato a Napoli come Carlo Pedersoli, ha avuto un'infanzia all'insegna dello sport. Cresciuto in una famiglia modesta, si avvicinò prima al nuoto, diventando campione italiano, poi al cinema. Il suo modo di recitare, fatto di forza e umorismo, conquistò il pubblico italiano e internazionale. Eccoci qua. Allora Enrico, tu mi hai voluto lanciare la sfida e io l'ho accettata con piacere. Questa è la mia, lo chiamavano Trinità. Abbiamo una base di crema di fagioli, sopra fagioli saltati in padella e poi, visto che Bud Spencer era di Santa Lucia, non potevano mancare le cozze del Borgo Marinari. Poi sopra ci ho voluto dare un tocco di colore con una spruzzata di prezzemolo. Buon appetito. Grazie. Simona, assaggiamo? Assaggiamo. Qui bisogna essere attenti nel giudizio. Questa è una pizza non semplice, Vediamo. Pizza difficile, ti spiego anche perché. Non c'è né pomodoro e né latticino e quindi si poteva pensare ad un prodotto secco. Invece la crema di fagioli è stato quel tocco che l'ha resa sugosa, come dice Mannaro. Quindi non ho assaggiato pizza. E poi la cozza ripassata nel forno diventa anche un po' più croccante, la senti? Sì. Devo dire che mangiarla in questa location, la pizza dedicata a Bud Spencer, a me ricorda proprio, sai, il pranzo domenicale a casa di nonno, quando dopo mangiato si vedevano i film di Bud e Terence Hill. Beh, devo ammettere che hai ragione. Mangiare in famiglia con dei ricordi di infanzia è una combo perfetta. Ti devo dire la verità, ci ritornerò.
Allora Simo, in conclusione, 2 pizze molto diverse fra di loro. Su una c'era un piatto tipico della gastronomia campana con qualche rivisitazione, la puttanesca. L'altra la chiamerei pizza novità, rischiosa, ma tutto sommato ben eseguita. Quindi ti chiedo, ma Gianluca, si merita il grembiule di sta pizza di coccole? Henry, io direi proprio di sì. E allora lo raggiungo. Aspetta, oggi vorrei che tu fossi mio ospite. Ah, Simo, non ti preoccupare, al conto ci pensa la padrona di casa. Ah, meglio. Gianluca, complimenti. Grazie Enrico. Ho mangiato benissimo a casa di tua nonna. No, di mia nonna. No, a casa di una qualsiasi nonna. Ma complimenti soprattutto per le tue pizze. Nella prima c'è tutta l'esperienza di un bravissimo pizzaiolo. Hai bilanciato in modo impeccabile sapidità e dolcezza. E poi ti volevo mettere in difficoltà. Bud Spencer, lo chiamavano Trinità. Hai pensato subito ai fagioli. Non era facile l'abbinamento, ma qua il genio del pizzaiolo napoletano. Le cozze del Borgo Marinari. E allora ti consegno il grembiule di Strapizza di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Guagliù, replicate, ma non imitate, perché anche mangiare a casa della nostra e della vostra nonna sa da saper fa'.